I palloncini bianchi, gli striscioni, decine di auto riunite nel parcheggio di Via Stadio a Portogruaro, poco distante dal luogo dell'incidente in cui l'8 dicembre hanno perso la vita Alti Noti, 22enne di Concordia Sagittaria, la sua fidanzata e coetanea Giulia Di Tiglio e l'amico ventenne Egli Giesci di Portogruaro. Una commemorazione in loro onore, ma specifica l'organizzatore, diversa dai tradizionali raduni di appassionati. Siamo tutti quanti qui a fare qualche minuto di silenzio, nessuna prova di scarico, nessun bang, nessuna prova audio e nessuna prova drift. Oggi consiste che siamo qua tutti noi per portare rispetto comunque a queste vittime qua, visto che erano appassionate comunque come noi. Questo per commemorare Altin, Giulia ed Egli, ma anche Admir, il fratello di Altin, mancato 7 mesi fa. Dopo che ha perso la vita Admir, lo abbiamo perso, siamo legati di più al fratello, siamo sempre stati col fratello, siamo andati anche in Kosovo al funerale di Admir. Altin era un ragazzo veramente, come dire, anche lui era sempre col sorriso in faccia, era un bravo ragazzo, era veramente un bravo ragazzo, era molto legato anche lui, diciamo, a questo mondo qua di passione delle macchine. Giulia sì, era la ragazza di Altin, erano veramente una bella coppia, erano molto legati uno all'altro. Si amavano veramente tanto, questo c'è da dirlo. Lei insegnava ai piccoli ginnastica ed era una molto appassionata e aveva la voglia di viversi la vita. Questo c'è da dirlo, era veramente una brava ragazza e si voleva vivere, godere la vita, come ognuno di noi, immagino. Il gruppo ha anche organizzato una raccolta per le famiglie. E c'è anche una raccolta fondi. Esatto, c'è una raccolta fondi che abbiamo allestito comunque un gazebo per chi viene comunque da fuori, ci sarà una sorta di salvadanaio che comunque andranno comunque alle famiglie delle vittime. Abbiamo creato anche diciamo un gruppo GoFundMe, che comunque è un gruppo comunque su Facebook e su Instagram e su tutti i social, che chi vorrebbe comunque fare la donazione può farla tranquillamente anche da casa senza che può venire qua. E spero che faccia riflettere tutta la gente, piccoli, grandi, anziani, qualsiasi età, perché parecchi pensano che siamo noi solo giovani che corriamo in macchina, però non è vero. Questo non è vero, perché ci sono anche molti adulti che se adesso gli chiedi il codice della strada non te lo sanno neanche dire, in poche parole. E questo sì, la velocità, ragazzi, non ti porta da nessuna parte la velocità, non ti porta da nessuna parte.